Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. In apertura l'operazione antimafia condotta questa mattina dai carabinieri di Palermo che hanno dato esecuzione a 7 provvedimenti cautelari emessi dal GIP del Tribunale Palermitano su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia per i reati di associazione di tipo mafioso e estorsioni. Le indagini hanno consentito di acquisire prove dell'appartenenza a Cosa Nostra dei membri della famiglia di Rocca Mezzomonreale. Gli arresti avrebbero anche sventato un omicidio deciso durante un summit di mafia che avrebbe riguardato un architetto che nella sua attività, secondo il boss, aveva commesso alcune mancanze verso il clan. La Guardia di Finanza ha svolto una serie di accertamenti sugli affidamenti concessi dal Comune di Lentini nel 2019. I finanzieri hanno segnalato all'autorità giudiziaria la posizione di un dirigente del Comune lentinese per la violazione prevista dall'articolo 74 del Codice Antimafia. In particolare è emerso che tali procedure erano state affidate a 4 soggetti destinatari in passato di misure di prevenzione antimafia con provvedimento definitivo in contrasto con il suddetto codice. Personale della divisione Pasi della Questura di Catania la notte tra il 21 e il 22 gennaio scorsi ha chiuso una discoteca abusiva in pieno centro città. All'interno dei locali costituenti un circolo privato era stata infatti allestita una pista da ballo di circa 300 metri quadrati dove sono state ritrovate a ballare circa 250 persone. Dopo una battaglia legale durata quasi 16 anni, un lavoratore del Teatro Biondo di Palermo è riuscito a ottenere il riconoscimento del suo posto di lavoro con un contratto a tempo indeterminato. Lo sostiene in una nota la CGIL. Mauro Fontana, 46 anni, fonico, aveva lavorato in teatro con contratti a tempo determinato prorogati di volta in volta, maturando il diritto all'assunzione. Ma, prosegue il sindacato, la stabilizzazione non era arrivata. La sua prima assunzione a tempo determinato alle dipendenze del Teatro Biondo risale infatti al 2006. Quella in pianta stabile è arrivata solo adesso, 16 anni dopo e a seguito di una complessa vicenda giudiziaria. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 18.